Siamo sempre con Luigi Curto, presidente di Confartigianato del Veneto. Si parlava appunto di cercare di prendere dei provvedimenti che possano dare anche delle certezze agli imprenditori. Un settore strategico è stato quello delle energie, il settore dell'edilizia, dove adesso però sembra ci sia anche lì una scure pronta a tagliare delle agevolazioni, che per carità non bisogna vivere di agevolazioni eccetera, ma in un momento in cui le banche non fanno tutto il loro gioco per le loro ragioni, quindi i finanziamenti non li danno, i cittadini non hanno liquidità eccetera, le agevolazioni aiutano, incentivano, muovono qualche cosa. Se poi tu invece che tenerle ferme per almeno 5 anni, perché quello è il range in genere che minimo che un imprenditore si aspetta, le togli anno per anno, le cambi eccetera, non dai nessun tipo di garanzia, e questo è un settore che coinvolge moltissime imprese artigiane, per fare un esempio, per capire quanto dipende dal governo centrale e quanto invece anche dal territorio, perché è tutto là il gioco delle parti. Guardi, questa partita è esclusivamente in capo al governo centrale, diciamocelo francamente, perché le leggi finanziarie e poi le leggi di stabilità evidentemente sono leggi dello Stato che vengono poi chiaramente necessariamente e obbligatoriamente recepite nel caso dalle regioni e di conseguenza a caduta. Io convengo, lei ha fatto un'analisi assolutamente precisa. Noi abbiamo una stima che in Veneto abbiamo un costruito qualitativamente vetusto per circa il 70%. Quindi ci sarebbe la grande capacità di poter trasformare, rinnovare, migliorare, dare tutte quelle connotazioni di sostenibilità edilizia delle case, però come dice lei giustamente non si può vivere l'incognita della prossima finanziaria se vi sarà o non vi sarà il contributo. Peggio ancora se non si ottiene l'omologazione dell'impianto nei tempi previsti e quindi con il rischio di perdere. Cioè qui ragazzi c'è una bavella assoluta. D'altro canto la Regione ha messo uno strumento in campo che sono stati addirittura 3 provvedimenti ripetuti, il famoso piano casa terra, addirittura terza edizione, che ha movimentato comunque buoni numeri per quanto riguarda l'edilizia. Allora ci sono degli strumenti e quello è uno strumento che funzionava. Certo, come dice lei, pensare che un imprenditore oggi possa programmare un investimento con l'incognita se avrà o non avrà i benefici fiscali, che non vuol dire un beneficio economico a fondo perduto, perché in Veneto non esiste, magari nelle vicine purtroppo regioni ancora oggi del tutto anacronistiche, province autonome, Trentino, Alto Adige, Bolzano e Trentino, e il Friuli Venezia Giulia, magari lì ci sono ancora, qui non ci sono mai state, ma almeno avere la garanzia che in un processo di business plan di un'impresa ci possa essere la capacità di avere garanzie di una fiscalità ridotta perché stai facendo un investimento a beneficio di una collettività, francamente questo uno Stato chiaramente moderno e democratico dovrebbe garantirlo, e su questo manca. Allora il processo attraverso il quale noi dobbiamo fortemente, credo, portare avanti una battaglia sistematica è con il governo centrale, che sempre più sta dimostrando. Ma lì non avete dialogo, cioè non avete... Guardi, i nostri, ieri ero lunedì reduce dalla nostra assemblea annuale, il presidente nazionale nostro francamente ha criticato il governo, in particolar modo il Premier, verso il quale lo ha definito una persona che non sta in ascolto e addirittura non si rende talvolta neanche disponibile al confronto, e questa cosa secondo me è estremamente grave. Io intendo dire... Ma non solo vostra, anche da parte dei sindacati, insomma una cosa ormai oggi vedevo è... che il rinnovo, per dire, il mondo della scuola è in subbuglio perché il mancato rinnovo di contratti, cioè veramente è un paese, mi pare, che stia ormai delirando su queste riforme che hanno a macchia di leopardo coinvolto un po' tutto, dalla pubblica amministrazione al pubblico, e non si capisce più niente. Poi io l'ho già fatta questa battuta, l'ho letta ben inteso sul giornale: passerà la storia come un governo veramente delle riforme o un governo che ha fatto una grande confusione? Io questa domanda me la sono posta e la lascio agli altri evidentemente come domanda per darci una risposta. Oggi come oggi secondo me stiamo creando delle condizioni di una grave ipotetica tensione sociale che sfocerà magari da qua a qualche anno, quindi se l'economia potrà avere una ripresa non vorrei che il rimbalzo poi grave del settore pubblico, che andrà in affanno perché con mancanza di risorse dovrà magari applicare dolorosamente
delle iniziative purtroppo di tagli di personale o quant'altro, automaticamente l'economia, no, ne avrà dei risvolti negativi, perché chiaramente non ci sarà più la necessaria fluttuazione di denaro dato dalla capacità di spesa che verrà meno, e francamente dai numeri che si vanno a leggere il futuro potrebbe avere anche questi scenari verso l'ambito pubblico. Allora io dico, le vere riforme si fanno ragionando con le parti direttamente interessate, non creando condizioni di squilibrio e lasciando in capo ai pubblici amministratori, governatori, sindaci, magari il Presidente della Camera di Commercio, visto che anche quelle sono coinvolte, la responsabilità di dover poi, quando non ci sarà più la possibilità di far leva su quelle che sono le tasse locali, perché ci sarà un limite anche a quello, verso le quali poi il limite assoluto è che la gente non le pagherà più, questa è la verità, e la riscossione coatta poi non ci sarà neanche più la possibilità di andare ad aggredire degli immobili che rimarranno invenduti, quindi il sistema andrà veramente in sofferenza, quindi il governo dovrebbe fare veramente un'azione di forte riflessione su quello che sta producendo o potrà produrre queste riforme che secondo me sono del tutto sconsiderate e non ben condivise e considerate. Ecco, alla luce di questa situazione, che quindi non dà un'immagine anche del nostro paese, che tutti conoscono, non molto appetibile per le imprese estere di vario genere, questo è un dato di fatto, quindi si possono fare i miracoli del mondo, però non siamo appetibili. Alle imprese italiane per tanto tempo si è parlato di opportunità di andare fuori, oltre i confini, trovare la sede all'estero, salvo poi avere dei piccoli problemi che si sono riscontrati oggettivamente. Quindi allo stato attuale che cosa si presenta come scenario? Aprirsi verso mercati internazionali, quello che diceva lei prima, certo, che effettivamente. Però nei fatti risulta che molte piccole imprese, lei rappresenta appunto non il sistema industriale, ma il sistema dell'artigianato, quello che è le partite IVA del nord-est, insomma. Sì, la massa critica sostanzialmente dell'economia del Veneto. Esatto, e alcuni non sanno veramente come fare, oppure sbagliano via, sbagliano strada. Lei rappresenta anche il sistema delle Camere di Commercio, perché ci ha lavorato per molto tempo, certo, e sa che le Camere di Commercio arrivano fino a un certo punto, non tutte funzionano, perché se Vicenza lavora in un modo, Padova in un altro, insomma manca un po' di filo unico, di unione, di capacità di fare sistema e di accompagnare veramente un imprenditore a ottenere risultati, non subito però almeno. Guardi, allora, torniamo un po' all'idea mia iniziale, no? Se mettiamo assieme un tavolo dell'economia, vediamo attori, la regione da una parte, visto sì, che è l'interlocutore che vogliamo prendere a riferimento per necessità evidentemente, ma è anche forse la volta buona che a quel tavolo ci si sieda tutte le categorie economiche, anche probabilmente, come diceva lei, i rappresentanti o il rappresentante del sistema di Union Camere, e quindi probabilmente è la volta buona, no, che facendo un'alleanza intellettuale, perché poi ognuno mantiene i propri ambiti di rappresentanza, e su questo non vorrei confondere le idee o fare, come si vuol dire, un'erba a un fascio, o peggio ancora un minestrone che poi no, magari non sempre può riuscire bene, però in quel momento probabilmente riusciremo anche fra di noi a trovare un punto di condivisione attraverso il quale affrontare quelle dinamiche per risolvere quelle questioni che anche lei giustamente ha evidenziato, che fortunatamente non sono così accentuate, ma che in certi casi ci sono. Io dico sempre, anche il singolo caso va accompagnato e va aiutato, perché purtroppo poi i drammi si scontrano anche su una sola persona, su questo bisogna essere molto coerenti. Io continuo a dire, e lo voglio ribadire, ci sono gli strumenti per poter operare. Abbiamo in Veneto dimostrato la capacità di istituire fondi sociali per quanto riguarda la sanità, ed è invidiata perché abbiamo nel nostro sistema Sani in Veneto, che è uno strumento per accompagnare dipendenti, imprenditori, familiari di dipendenti, di imprenditori verso la sanità, quindi l'assistenza complementare. Sì. Abbiamo il sistema della bilateralità condivisa con il sistema del sindacato, che è una risorsa straordinaria, che ha accompagnato per un periodo di crisi molte imprese che piuttosto di licenziare hanno voluto mantenere i propri dipendenti, auspicando una ripresa, perché
io dico sempre, le nostre imprese sono imprese famiglia dove talvolta non c'è distinzione tra l'imprenditore e il lavoratore, no? Diventa quasi... No, no, ma è così di fatto. In tanti casi i ricambi generazionali avvengono non solo da padre e figlio, ma tra datore di lavoro e collaboratore e risorsa umana, e quindi l'impresa prosegue anche in questo ambito. Allora, quello è stato anche per certi versi un ammortizzatore sociale straordinario che ha accompagnato alcune imprese che poi nel momento in cui hanno potuto riprendere il loro ciclo produttivo si sono potuti riportare in casa maestranze preparate e diciamo costruite all'interno dell'impresa. Poi c'è la formazione continua, dove il nostro sistema di Confartigianato è, credo, all'avanguardia da questo punto di vista. E che su è questo, importante ed è importante, anche qui abbiamo rischiato che il governo volesse togliere le competenze alla Regione Veneto per portarle in capo al Ministero. Francamente sarebbe stata una dittatura, perché oggi io posso dire che nel sistema Veneto nessuno si inventa corsi per portarsi a casa denari non creando strutture adeguate. I corsi a noi funzionano in maniera condivisa, ogni provincia ha la sua peculiarità e specificità. C'è chi ha il legno, la montagna, c'è chi ha il vetro, Venezia, non so quale citarle perché sono note a tutte, certo. Ognuno per proprio ambito di competenza, no, accede a quei corsi formativi che sono straordinari. Ecco, anche recentemente si è visto come un suggerimento che viene dato anche alle famiglie è di investire in un percorso scolastico dei propri figli nell'ambito delle scuole professionali, che fino a qualche anno fa sembravano delle aree di parcheggio, invece stanno diventando sempre più delle ipotesi, no, di poter trovare non nell'immediato ma nel mediato un posto di lavoro, o meglio ancora addirittura diventare imprenditori di se stessi, ed è una cosa veramente straordinaria. Da questo punto di vista il Veneto, il nostro sistema in particolar modo Confartigianato, ha dimostrato grandissima virtuosità e capacità di creare maestranze fortemente preparate e molto invidiate anche dal resto del territorio nazionale, anche all'interno del nostro ambito, attenzione. Quindi la virtuosità del Veneto noi vogliamo portarla veramente quale eccellenza da imitare e da copiare, e su questo dobbiamo fare tutti la nostra parte, i miei colleghi delle province, il sistema di Confartigianato regionale che è catalizzatore delle realtà provinciali, con degli strumenti che noi abbiamo voluto mettere nero su bianco, auspicando che vi sia questo tavolo di confronto, ripeto, tra i colleghi delle altre associazioni per trovare una strategia da condividere per lo sviluppo del Veneto, interloquendo con l'unico soggetto oggi deputato a poter raccogliere le istanze del mondo dell'impresa, che è la Regione Veneto, e chiaramente che a sua volta chiaramente andrà a interloquire con il governo centrale attraverso il tavolo Stato-Regioni, che è fondamentale. Ripeto, abbiamo fatto anche delle battaglie noi, a febbraio dell'anno scorso una grande manifestazione romana, l'abbiamo fatta però nei confronti di un governo che era presieduto dall'onorevole Letta. Qualche settimana dopo quel governo non c'era più, nessuna manifestazione si è intrapresa verso questo governo. Credo che ancora un po' che si tira la corda, qualcosa potrà capitare, perché chiaramente non è più ammissibile sostenere questo sistema che chiaramente è diventato difficile, perché chiaramente tra la burocrazia che era garantito la sburocratizzazione e non c'è stata, la semplificazione e non c'è stata, le detassazioni e non ci sono state, francamente il sistema sta anche entrando un po' in collasso per poter garantire quel socio occulto che si chiama Stato. Che però è sordo a questi richiami, oppure pensa, forse in corso pensa di dare delle risposte, ma assolutamente non le sta dando. E i risultati elettorali sono la chiara risposta dei cittadini alle risposte che lo Stato non dà, perché poi alla fine è inutile nascondersi. E questo è molto grave, sa, perché anche su questa cosa io valutavo con attenzione, leggevo ieri un articolo della vicina regione Emilia-Romagna, dove 7 anni fa votò circa l'80%, sono scesi anche loro al 50%, qui hanno perso un 38-40% di votanti. Cioè, purtroppo con questi meccanismi stiamo creando veramente un impoverimento di quella che è la democrazia, e la cosa a me francamente fortemente mi spaventa. Esatto, un disinteresse. Certo, c'è un disinteresse generalizzato, perché chiaramente quello che è alla portata di tutti, no, è uno sconforto
della politica. È vero che da sempre la politica è stata criticata, su questo non c'è nessun dubbio, credo mai però come oggi, e quindi anche la politica, una volta si diceva il primato della politica, deve riprendersi il proprio primato, ma per avere un primato bisogna anche dimostrare la capacità di fare una cosa molto semplice, che è politica da polis, vuol dire costruire la città vuol dire uomini, vuol dire famiglie, vuol dare dire risposta gente. a quelle che sono le Le esigenze dei cittadini, dovrebbe essere esatto. questa la parte della politica. Purtroppo non sempre abbiamo avuto dimostrazioni così straordinarie, direi anzi talvolta anche vergognose, invece di una cattiva politica, e auspichiamo che probabilmente anche da parte di chi dovrebbe dare questi messaggi significativi si ricordi che dietro a tutto, dietro a un voto ci sono delle persone, ci sono della gente, e la politica deve chiaramente soddisfare i bisogni della gente. Assolutamente. Torniamo su questi temi, parliamo anche del discorso delle banche, perché sappiamo che sta molto a cuore anche a tantissime imprese artigiane, per capire se si è sbloccato qualcosa con quello con gli interventi stati fatti. Pubblicità, pochi secondi e poi siamo con voi.